Facciamo la live reaction agli ultimi minuti di Cagliari Juve. Nel momento in cui sto registrando è scattato adesso praticamente il 90esimo da 15 secondi. Vediamo un po'. Punizione battuta subito. Marin avanza, la gioca sulla sinistra per Robert. Centrale per Rog che si mista ad altare. Altare per Pereiro sulla destra. Pereiro si accentra, vuole provare il tiro, lo tenta ma largo. Tra l'altro Pereiro nel secondo tempo ha avuto un'occasione eclatante per far partire un contropiede su un fallo che l'arbitro non ha dato alla Juve. Lui ha temporeggiato sul possibile contropiede e ha fatto perdere secondi preziosi al Cagliari, che se fosse partito in velocità, anche se è lento, avrebbe risparmiato tempo. Invece lui è stato in giro mezz'ora a fissare, tipo il meme di John Travolta, no? È stato in giro mezz'ora a fare così e non ha scaricato il pallone e non ha fatto partire il contropiede e abbiamo perso un'occasione chiave. Va bene. Tanto abbiamo Bellanova sulla destra per Pereiro. Bernardeschi difende bene, rimessa laterale per il Cagliari, battuta da Pereiro. Altare, Rog che dribbla un giocatore, viene marcato da Zaccaria, credo, che commette fallo. Punizione per il Cagliari. La cosa bella è che io sto facendo la telecronaca, ma voi l'avrete già visto, quindi però mi serve a me per non creare momenti di vuoto nel video. Andrà Marin a battere, fuori rimangono soltanto Bellanova e Rog. Cross di Marin, nessuno riesce a spizzare di testa. Difende bene la Juve, però la rimessa laterale è per noi. Batterà Altare. Rimessa molto lunga a trovare la testa di Obert, che però non ci arriva. Manca 1 minuto e 10 alla fine della partita. Io ho una domanda barra esclamazione in testa che da quando l'ho sentita mi rimbomba proprio nel cervello. Tanto qui la Juve ancora in avanti. Guarda se ci fanno il terzo, Guarda se ci fanno il terzo. Vediamo. Mancano 10 secondi. Ok, praticamente la partita è finita. Aspettiamo il fischio finale. Ok, finita. Comunque Keita ha avuto un impatto sulla partita impressionante, oh. Impressionante la partita di Keita. Proprio giocatore che ha svoltato l'incontro. Giocatore che ha svoltato l'incontro. Ma non è Keita il problema. Il problema è l'esclamazione barra domanda che io mi sono fatto da quando ho sentito che il Cagliari andava in ritiro. Andiamo in ritiro per fare cosa? Precisamente. No, perché forse non abbiamo capito la priorità degli incontri che abbiamo. Nel senso,
per carità, siamo arrivati ad un punto in cui tutte le partite sono non importanti, sono fondamentali, in cui dovresti prendere punti con qualsiasi squadra. Però a maggior ragione che tu devi incontrare ancora dirette concorrenti come Genoa, Venezia e Salernitana. E a maggior ragione che tu altre partite con le dirette concorrenti le hai cannate totalmente e vedi quella con lo Spezia, che senso ha fare un ritiro prima di Cagliari-Juve? Solo perché hai preso 5 gol dall'Udinese e tu vai a fare un ritiro? Non era più intelligente fare un ritiro prima della partita con lo Spezia, visto che era leggermente più fondamentale come partita? E soprattutto col senno di poi, però, vedendo come è andata a finire quella partita, non era più intelligente farla in quel frangente? Io credo di sì. E io ritengo che fosse più intelligente farlo in quel frangente piuttosto che in questo. Perché, ok, vai in ritiro, ma cosa risolvi? Cosa pensavi di risolvere? Che effetto doveva avere il ritiro prima della partita contro la Juve? Io adesso non so se Mazzarri verrà cacciato o meno. E Mazzarri forse è l'ultimo dei problemi di questo Cagliari, anche se pure lui ha le sue colpe, ovviamente. Io Io sta partita non la devo nemmeno vedere, ve lo dico sinceramente. Mi ero proposto di non vederla, mi ero imposto anzi di non vederle, poi causa di forza maggiore l'ho dovuta vedere e non dico nemmeno che è stata una brutta partita, anche se mi aspettavo decisamente di più. È stata un po' la fotocopia della partita contro l'Udinese, ovvero segniamo il primo gol e dopo 0 0 0 0. Dopo il gol segnato il Cagliari è diventato nullo, fino a quando stavamo vincendo, cioè fino a prima che segniamo il gol il Cagliari a me non dispiaceva, anzi dal momento in cui abbiamo segnato il tracollo. Perché? Perché? Non lo so ragazzi, io non so nemmeno cosa dire, cosa pensare. Aspettiamo di vedere la partita col Sassuolo, sperando di ottenere punti almeno lì, però concedetemelo, io faccio molta fatica a crederci. Faccio molta fatica a credere che il Cagliari si possa salvare. Primo perché non ce lo meritiamo, parliamoci chiaro. Ma secondo è perché questa squadra non mi sta dando più le motivazioni giuste per crederci. Mazzarri, che per puro caso ho visto la sua conferenza stampa, viene a chiedere ai tifosi di venire allo stadio a sostenere la squadra quando mi mettono un biglietto a 50 euro, già è una cosa di per sé assurda. Poi venire allo stadio per fare il 12° uomo in campo, ma per chi? Questa squadra si merita il 12° uomo in campo? La maglia sì, ma la squadra se lo merita?